Ecco, la pinza nasce nel 1917 durante la guerra, la prima guerra mondiale. È nata a Vittorio Veneto, è incominciata da Vittorio Veneto da una famiglia povera e avevano raccolto un po' di polenta messa sopra una grande tavola, 8 kg di farina avevano fatto di polenta. E è venuto dentro poi un militare tedesco, austriaco, e con la baionetta ha incominciato a tagliare. Tagliandola ha trovato dentro dell'uvetta, dei fichi secchi, delle mele, e ha detto: ma questo non è un dolce vostro, è un dolce mio. Difatti è venuto fuori che loro lo facevano già, ma ci mettevano dentro pinoli e quant'altro che noi dopo abbiamo. Noi invece qua nella parte trevigiana, la pinza del Piave, come la chiamo io, la facciamo un po' più povera ancora. Loro ci mettevano dentro appunto tutti questi ingredienti un po' particolari per addolcirla. Noi invece la facciamo solo con la farina di mais, cotta specialmente perché resta morbida, un po' di pane raffermo che la tiene legata, l'uvetta e basta. Se uno vuole un po' a darle un po' di qualcosa in più, ci mette dentro i fichi, le mele, tanti mettono anche la cannella tanto per dare l'arancio, la scorza d'arancio grattugiata, molto, molto semplice. Viene cotta quasi per 2 ore a seconda dello spessore, come dico io, siccome tanti non fanno lo spessore molto alto, ci vogliono anche 2 ore più. Adesso attualmente io la metto un po' più bassa perché è più facile anche a cuocere che resti. Questo periodo prima di Natale veniva ucciso il maiale, in poche parole. Veniva ucciso il maiale e cosa facevano nelle grandi famiglie? Salami, cotechini o musetti e con tutto l'avanzo che veniva non abbiamo buttato via niente, nemmeno la cotena del maiale, e veniva adoperata addirittura per fare questo impasto. Sì, con lo strutto, cioè adesso ci mettono il burro, ci mettono un po' di spezie, no? Una volta era lo strutto che veniva adoperato per ammorbidire questo grande prodotto, dico io, che dopo veniva osannato durante il pane e vino e cantato addirittura con canti fatti apposta, ha sempre abbinato al brûlé, sempre abbinato al vino brûlé. Vino bruciato, perché così potevano bere sia le donne che i bambini e tutti quanti. Noi l'abbiamo sempre fatta, da quando ancora porto avanti i miei suoceri che avevano il panificio, ma ancora tanti anni fa. Poi io l'ho ripresa e l'ho fatta molto 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 ristretta come ingredienti, tanto è vero che un anno ne ho fatto mandare 6 quintali a Vienna, perché è venuto giù un fornitore dal ristorante di Vienna, ci siamo conosciuti e mi ha detto che no, tu lo devi portare, e so che ho dovuto reclutare un po' di 35 casse di uva ho fatto, e ho reclutare un po' di pane vecchio dei miei colleghi e ci abbiamo messo quasi 3 giorni per cuocerla. Da Vittorio Veneto a qua c'è già una differenza, e siamo nel territorio trevigiano. Quella del Piave è più concisa, più povera quasi, no? Invece anche quella da Vittorio Veneto ci mettono dentro tanti altri prodotti e poi la fanno anche lievitare. C'è gente che la fa lievitare, proprio ci mettono il lievito madre dentro. Lievito madre che poi va composto 2 o 3 giorni e la fanno lievitare per renderla morbida, però a me non piace, io ho sempre fatto tradizionalmente farina di mais, uvetta, un po' di pane raffermo e un po' di farina per legarla, farina di frumento per legarla e basta.